Allora ritorna ai nostri microfoni, con immenso piacere salutiamo professore Alberto Zago, storico docente. Pronto professore Alberto, ci siamo? Buongiorno Marisa, grazie per l'invito, felice di essere suo ospite. Felici noi invece. Allora Alberto, qui ci imbattiamo in un capitolo di storia molto importante, decisivo appunto per certi aspetti, con un protagonista, questa figura diciamo enorme, gigantesca, discusso, amato e odiato, insomma un po' di tutto si è detto di questo Napoleone. Allora andiamo per gradi, partiamo con le insorgenze, giusto Alberto? Sì, allora io direi, guardi, che come diceva lei, Napoleone è stato un personaggio storico tra i più importanti in assoluto, un gigante, e come tutti i giganti, o quasi tutti quantomeno, è una figura controversa, insomma, c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male, si è reso protagonista di tanti eventi che può essere letto da prospettive differenti. Io partirei, giusto per contestualizzare un pochino il fenomeno che cerchiamo di analizzare oggi, che sono le insorgenze, dalla fine della Rivoluzione francese. Sappiamo che la Rivoluzione francese scoppia nel 1789, è una data che in genere si ricorda spesso, e non dura un anno, però diciamo che storiograficamente la si fa finire 6 anni più tardi, nel 95, perché dopo effettivamente cambiano una serie di cose. Ecco, in quel 1795, terminata la Rivoluzione francese, Parigi e la Francia erano veramente al collasso, perché c'erano state decine di migliaia di ghigliottinamenti, la situazione economica era disastrosa, e l'esercito era a pezzi e si trovava ancora in guerra, però, perché durante la Rivoluzione francese ad un certo punto i rivoluzionari dichiararono guerra all'Austria. Cosa fare, cosa non fare? Il direttorio, che era il governo francese in quel momento lì, composto da 5 membri, decide che la soluzione migliore era quella di proseguire la guerra, perché in questo modo si scaricavano ad extra tutte quelle forze distruttive che all'interno rischiavano di dilaniare il tessuto francese, perché facendo la guerra da extra si poteva far man bassa delle nazioni circostanti, e la Francia era economicamente al collasso, la rivoluzione francese scoppia per problemi economici e potete immaginare come poté risolverli dopo 5 anni, no? Si andò di male in peggio. E dopo, se le cose militarmente fossero andate bene, la Francia avrebbe potuto creare una serie di repubbliche sorelle, le chiamavano così, cioè di stati cuscinetto, che avrebbero potuto fungere da ammortizzatore nei confronti degli stati confinanti, soprattutto del Sacro Romano Impero, no? Per difendersi meglio. E quindi si comincia a preparare la campagna, perché in genere le campagne cominciavano in primavera, d'inverno difficile combattere, del 1796, e si formano queste 3 armate. 2 avrebbero dovuto attaccare il Sacro Romano Impero direttamente dalla Francia, da nord, e una terza, molto più scapestrata, inferiore di uomini, mal munita, avrebbe dovuto invece fare guerra in Lombardia, perché ricordiamo che al tempo la Lombardia era austriaca, e questa terza armata avrebbe dovuto fungere però da diversivo, aveva molti meno uomini, male armati, molti non avevano neanche le scarpe, tanto per capirci, avevano pochi cavalli, avevano pochi artiglieri, e a capo di questa armata, che è chiamata l'Armata d'Italia, che ripeto era l'armata di serie B, quella che doveva fungere da diversivo, pensò bene il direttorio di porvi a capo un giovane generale più o meno semi sconosciuto, insomma poco conosciuto, si chiamava Napoleone Bonaparte e aveva 26 anni, un'età incredibilmente giovane, lui era già generale da 3 anni. A 26 si ritrova a capo di circa 45.000 uomini, e però anche in questa veste di vittima sacrificale doveva andare a scontrarsi con gli austriaci in Lombardia, ma i veri giochi li avrebbero fatti a nord, sul Reno. E invece cosa succede? Succede che Napoleone Bonaparte, e qui comincia la sua ascesa militare e politica, scombussola tutti i piani, ma non solo della Francia, di tutta l'Europa, perché da lì a 20 anni tutta l'Europa viene completamente rivoltata come un calzino, nel bene e nel male. E diciamo che storiograficamente comincia quello che gli storici chiamano il triennio giacobino o il triennio rivoluzionario, e cioè
dal 1796 al 1799, piano piano, ma non troppo, Napoleone, come dire, sorprendendo tutti gli osservatori europei, inanella in Italia una vittoria dopo l'altra, fino a quando, appunto, nel giro di 3 anni riesce a sottomettere tutta la penisola italica. Una penisola che ancora geograficamente, politicamente era molto frastagliata, perché c'erano diverse monarchie, la monarchia sabauda, la monarchia borbonica a Napoli, anche se volete una monarchia sui generis, quella papale. C'erano alcune repubbliche, la Repubblica di Genova, la Repubblica di Lucca, soprattutto la Repubblica Serenissima di Venezia, che era l'unico stato veramente autonomo nella penisola italica, perché tutti gli altri direttamente o indirettamente cadevano sotto l'influenza degli Asburgo, e poi c'era una serie di ducati più o meno grandi, il Ducato di Parma, il Granducato di Toscana e così via. Insomma, nell'arco di 3 anni Napoleone riesce a sottomettere tutta la penisola italica. E cosa succede? Che chi prima e chi dopo deve aprire le porte alle armate napoleoniche, che generalmente potevano anche contare su piccoli gruppuscoli di partigiani interni, di collaborazionisti, cioè di quei giacobini italiani che, pur essendo italiani, diciamo così, tifavano per i francesi, perché avevano sposato il loro nuovo modello ideologico, le idee partorite dalla rivoluzione, ma erano gruppi molto piccoli a cui i francesi si appoggiavano. E cosa succede? Che questa occupazione francese di tutta la penisola fin da subito crea fortissimi, diciamo così, mal di pancia, per usare un eufemismo, perché fu un'occupazione molto ambigua. Da un lato i francesi giustificavano, perché tutti cercano di giustificare in qualche modo una guerra, lo facciamo anche noi oggigiorno, no? I francesi giustificavano la loro occupazione dell'Italia non solo facendo riferimento alla superiore civiltà di cui si facevano portatori. C'era una civiltà che voleva rompere totalmente con il passato, che voleva esportare la libertà, che voleva esportare l'eguaglianza, e tutte le città e tutte le popolazioni che ancora non erano giunte a questo livello di progresso dovevano in qualche modo accelerare e accettare questa nuova impostazione francese. Ecco, naturalmente dietro queste grandi parole d'ordine, questi grandi ideali, la libertà e l'uguaglianza, si celava una vera e propria fase espansionistica francese. La Francia da secoli aveva tentato di espandersi ora in una direzione, ora in un'altra, sotto la monarchia. Insomma, sotto la Repubblica non cambia molto, cambiano solo le parole d'ordine e le giustificazioni. Tanto è vero che gli inglesi, per dire, che erano fieri e acerrimi nemici dei francesi, che parole d'ordine usavano per invitare le varie popolazioni alla resistenza nei confronti dei francesi? Le stesse parole d'ordine, quelle della libertà nei confronti dell'invasore francese, evidentemente. Per cui questo concetto di libertà è stato un po', come dire, strattonato a destra e a sinistra e riempito di volta in volta con i significati più convenienti. Ora, cosa succede? Che di fatto i francesi, al di là delle parole d'ordine, trattano le popolazioni italiche come popolazioni sottomesse, conquistate, perché cominciano subito a introdurre un rigido controllo della politica, un rigido controllo dell'economia, e soprattutto cominciano a smantellare, perché lo dicevano e lo facevano, cominciarono a smantellare tutta quella serie di simboli, di tradizioni, di usi e di costumi tipici di tutte le società, si dice, di antico regime, cioè pre-rivoluzionarie. Oggigiorno la chiameremo, diciamo, cancel culture, no? Cioè la volontà di fare tabula rasa di un certo stato culturale e politico considerato sbagliato, dannoso, ingiusto, e bruscamente sostituirlo immediatamente con un altro. E quindi, per esempio, cosa succede? Che in tutti i territori della Serenissima vengono scalpellati i leoni di San Marco, vengono proprio arruolati degli scalpellini e si cominciano a migliaia a rimuovere dappertutto. I leoni di San Marco che vediamo oggigiorno in piazza San Marco a Venezia sono stati tutti rifatti dopo, perché nel 97, quando cade la Serenissima, appunto ad opera delle armate napoleoniche, quei leoni vennero scalpellati, ma non solo lì, un po' ovunque, insomma. E si cominciarono a chiudere delle chiese,
si cominciò anche a farsi beffe della religione del cattolicesimo, perché le armate napoleoniche, appunto provenienti dalla rivoluzione, erano mosse da un fortissimo anticlericalismo e anche un anticattolicesimo tutto sommato, per cui nel Papa si vedeva l'anticristo, nella religione si vedeva la radice di ogni superstizione e di ogni male. E allora le chiese vengono chiuse, vengono usate come caserme, come stalle, ci furono atti anche considerati blasfemi dalla popolazione del tempo, irruzione nelle chiese, distruzione delle statue, delle immagini, distruzione delle campane, ostie dissacrate sparse ai quattro venti, oggetti liturgici utilizzati in contesti di bassissima moralità, nelle taverne piuttosto che in altri posti, insomma, senza entrare troppo nel particolare. Quindi delle offese che la popolazione subisce e che piano piano fanno aumentare la tensione, un po' ovunque. Ma non solo, oltre a questo modello ideologico che si cerca di trapiantare, e che trova poi un suo simbolo plastico nei famosi alberi della libertà, perché mano a mano che venivano cancellati i simboli del passato, che ripeto potevano essere quelli imperiali in Lombardia, quelli di San Marco a Venezia, quelli borbonici a Napoli, venivano sostituiti con questi alberi della libertà, che raramente era un albero, in genere erano immaginiamoci dei pali su cui venivano fissate delle bandiere, generalmente tricolore, quello francese però, o delle coccarde, e in cima all'albero della libertà il berretto frigio, simbolo della rivoluzione. Era un simbolo già per gli antichi romani che usavano i liberti, cioè gli schiavi liberati, e che diventa poi simbolo di libertà. Tra l'altro è un simbolo che utilizzavano molti, se noi andiamo al Palazzo Ducale a Venezia ci sono diversi dipinti in cui tra le varie virtù c'è anche la virtù della libertà con il berretto frigio. Ovviamente, come dicevo prima, è utilizzato in un significato, quello della libertà, diverso dal significato utilizzato dai francesi e dai giacobini. Ecco, c'è questa esportazione di questo modello culturale e politico completamente nuovo e al tempo stesso, come è ben noto, comincia la vera e propria politica di rapina, perché il direttorio francese dà ordine a Napoleone di fare man bassa di quante più ricchezze poteva depredare ovunque, soprattutto in Italia. Tra l'altro l'Italia, sappiamo, era ed è ancora, come dire, uno dei paesi artisticamente più ricchi, no? Per cui è facile entrare un po' ovunque, in un palazzo privato, come in un palazzo pubblico, come in una chiesa, come in un museo, e portare via delle ricchezze sconfinate. E quindi prendono la via di Parigi non solo quadri, non solo statue, ma anche metalli preziosi. Tanti oggetti artistici di inestimabile valore vengono fusi e ne vengono fatti dei lingotti per facilitarne il trasporto. Poi in realtà magari avevano più valore in quanto oggetto artistico che non in quanto metallo prezioso intrinseco, però a dire il vero chiamiamola così, la sensibilità culturale dei francesi in quel momento era così rozza da non rendersene conto. Facciamo l'esempio di Venezia, il famoso Bucintoro, era la nave più bella del mondo, quella di rappresentanza del Doge, tutta intarsiata d'oro, di statue, è un simbolo straordinario, è un po' diciamo come l'Air Force One, no? Che è l'aereo del Presidente degli Stati Uniti. Il Bucintoro era la nave del Doge ed era tutta dorata, c'era una leggerissima striscia d'oro, ma il valore non stava nell'oro, stava nel Bucintoro in quanto tale, che era un'opera d'arte galleggiante e inestimabile. Ecco, l'hanno bruciata per poter distillare quei pochi grammi d'oro che hanno potuto distillare. Quindi insomma una serie di politiche che in un modo o nell'altro sferzavano e continuamente umiliavano il senso, la dignità delle popolazioni italiche, e anche il loro fiero, sincero e tenace attaccamento agli usi e ai costumi e alla tradizione e al cattolicesimo, naturalmente. E quindi cosa succede? Che praticamente subito, quando arrivano i francesi, inizialmente penetrano dal Piemonte, poi in aprile, già il 15 maggio del 96 erano a Milano, praticamente subito scoppiano questi nuovi fenomeni, diciamo così, che storicamente prendono il nome di insorgenze. Sono delle vere e proprie ribellioni di massa
spontanee del popolo contro l'invasore francese. E al tempo le fonti storiche le chiamavano rivoluzioni, perché erano rivoluzioni del popolo contro il nuovo potentato che erano i francesi, però noi usiamo il termine insorgenza per non fare confusione tra i vari fenomeni storici. E la cosa interessante è che in tutta Italia, chi prima chi dopo, si verificarono queste insorgenze spontanee e non coordinate. Come dire, c'era un sentore comune collettivo che magari non espresso, magari non teorizzato, ma accomunava un pochino tutte le popolazioni italiche. Antifrancese ovunque, quindi insomma... Antifrancese, sì, allora antifrancese non proprio in quanto francese, perché storicamente i francesi in più occasioni sono penetrati nella penisola e lì ci sono state le solite scaramucce militari, però quando nei secoli precedenti i francesi penetrarono nella penisola, non attuarono questa politica, diciamo con i termini attuali, di cancel culture, cioè di una tabula rasa rispetto a quello che c'è stato fino a quel momento per sostituirla con una nuova. Era semplicemente un cambio di potere politico, mantenendo gli usi, i costumi, il rispetto per la religione e quant'altro. Questi erano francesi, tra virgolette, nuovi, cioè erano i rivoluzionari, i quali teorizzavano che ripeto, tutto l'antico regime dovesse essere completamente sradicato e sostituito con uno nuovo. E quindi queste insorgenze prendono come obiettivo, diciamo, sia i francesi ma anche i giacobini. I giacobini erano, ripeto, quegli italiani, molto pochi a dire il vero, numericamente parlando, che solidarizzano con i francesi, e ovunque scoppiano queste insorgenze. E di queste insorgenze si è cercato di dare diverse letture storiche, alcune più azzeccate, altre meno. Qualche storico, per esempio, ha parlato di guerra civile, no? Perché c'erano italiani, diciamo, affezionati all'antico regime, contro francesi e contro italiani giacobini. Però, a dire il vero, gli italiani giacobini erano così pochi che non si può parlare di guerra, si parla di guerra civile quando, insomma, ci sono due fazioni più o meno paritetiche che si affrontano. Erano troppo pochi i giacobini per poter parlare di guerra civile. Un'altra visione, tendenzialmente marxista, parla invece di lotta di classe, cioè perché questi insorgenti hanno preso le armi, si sono scagliati contro i francesi? Perché i francesi hanno impoverito l'Italia, e questo è anche vero, hanno portato via di tutto, hanno taglieggiato le popolazioni, hanno introdotto tasse, hanno introdotto prestiti forzosi, e questo è vero. Però non fu quella la causa ultima, tanto è vero che le insorgenze scoppiarono, ripeto, fin da subito, addirittura, ripeto, i francesi arrivano a Milano il 15 maggio, il 23, cioè una settimana dopo, già scoppia l'insorgenza, la rivoluzione a Pavia. Non avevano ancora taglieggiato nessuno i francesi, non avevano ancora introdotto le politiche di rapina, non avevano avuto il tempo, ma già scoppiava un'insorgenza. E non solo, i protagonisti delle insorgenze non erano solo i poveri, certo c'erano le masse, ma le masse, proprio perché sono masse, quantitativamente sono sempre più rappresentate, ma c'erano anche i borghesi, ma c'erano anche i nobili, ma c'era anche il clero, cioè è un movimento che attraversa le classi, difficilmente inquadrabile nella logica classe povera contro classe ricca. Trasversale. Scusi? Un movimento trasversale. Molto trasversale, anzi addirittura molto spesso a insorgere per primo erano i contadini e le masse, però poi a porsi a capo dei contadini erano i borghesi, molto spesso, perché i borghesi erano quelli che erano, come dire, si riconosceva loro un certo ruolo sociale, poi avevano più capacità organizzativa. In qualche caso c'è stato anche il clero, però il clero, a dire il vero, al contrario di quello che ha detto una certa storiografia, non era il clero che aizzava i contadini per scagliarsi contro i francesi, generalmente il clero invitava alla prudenza, perché ben sapeva che le rappresaglie francesi, come effettivamente avvenne, sarebbero state pesantissime, e quindi invitava alla moderazione e alla prudenza. E chi invece era molto più arrabbiato, ripeto, erano o i contadini, i borghesi, ma anche i nobili, spesso e volentieri. A Verona, ne parleremo tra poco, la classe aristocratica veronese si mette a capo dell'insorgenza. E poi ci sono, per finire il discorso, un altro paio di interpretazioni che non aderiscono tutto sommato ai fatti. L'interpretazione liberale, no? Che afferma,
e questi protagonisti delle insorgenze in fin dei conti lottavano per la libertà religiosa. Anche questo un pochino stona, perché andando a vedere le fonti, andando a vedere i simboli che utilizzavano, gli slogan, le bandiere, i nomi che si davano, per esempio gli insorgenti in Toscana si chiamavano i Viva Maria, e gli insorgenti nel Regno di Napoli composero l'Armata della Santa Fede, e nella Repubblica della Serenissima si sostituivano gli alberi della libertà con le croci e con i leoni di San Marco. Cioè, voglio dire, non era una battaglia, a dire il vero, per la libertà religiosa in generale, era una battaglia per la difesa del cattolicesimo, che era la religione professata dal 99% delle persone a cui erano molto affezionate. E tanto è vero che anche quella parte del clero progressista, e quindi intendiamo con progressista in questo caso filo giacobino, vicino alle idee dei rivoluzionari, venne ferocemente bersagliato dagli insorgenti. E dopo c'è un'altra interpretazione che è quella, diciamo, risorgimentale nazionalistica, cioè vedere in queste grandi sollevazioni di massa un'anticipazione del risorgimento, no? E quindi gli italiani che si uniscono, che cacciano lo straniero, che in questo caso è il francese, per finalmente ottenere una libertà patria, per una patria unita. E anche questa un pochino stona, perché a livello ideologico siamo distanti dal Risorgimento. Il Risorgimento è un momento storico intanto guidato da un'elite piuttosto ristretta, fortemente anticlericale e intenzionato a dare unità politica alla penisola. Ma gli insorgenti non avevano queste parole d'ordine, intanto erano cattolicissimi, ripeto, quindi distanti anni luce dall'anticlericalismo risorgimentale, e dopo combattevano ciascuno per, come dire, la propria piccola patria, per il trono e l'altare, per cui in Lombardia gli insorgenti gridavano viva l'imperatore. Per carità, gli austriaci non erano visti molto bene nemmeno prima dell'arrivo dei francesi, però con l'arrivo dei francesi qualcuno cominciò a rimpiangere gli austriaci. A Verona, volevo dire a Venezia, nella Serenissima, si comincia a urlare viva San Marco. Nel Regno di Napoli invece ci si stringe attorno al trono borbonico. Insomma, erano delle lotte per la propria patria, che in quel momento era di carattere regionale, per così dire, per le tradizioni e per la religione, che i francesi costantemente, volendo esportare questo modello, minavano. Ecco, e do solo qualche numero, perché questo fenomeno delle insorgenze è stato molto sottovalutato dalla storiografia, ma se noi andiamo a vedere i numeri è un fenomeno enorme, di portata storica enorme, perché parliamo di circa, almeno questo dicono gli storici che più hanno approfondito la questione, penso soprattutto a Massimo Viglione, dicono che gli insorgenti in tutta Italia nell'arco di 20 anni, perché i francesi arrivano nel 96 e poi diciamo con andamento altalenante se ne andranno con la caduta di Napoleone nel 1815, quando perderà a batterlo, gli insorgenti sono stati circa 300.000. Non pochi, 300.000, e di questi tra l'altro praticamente tutti volontari, perché non erano eserciti o milizie armate, erano per lo più, ripeto, contadini o borghesi che si auto-organizzavano e in qualche modo andavano a combattere contro uno degli eserciti più forti d'Europa in quel momento, cioè i francesi. E di questi ne morirono almeno 80.000, forse 100.000, cioè stiamo parlando di numeri enormi. Certo. Se prendiamo in considerazione il Risorgimento, no, ci furono 3 grandi guerre, la prima, la seconda e la terza guerra di indipendenza, quasi fondamentalmente combattute da soldati, perché i volontari erano molto pochi. In quelle 3 guerre ne morirono poco più di 6.000 di uomini. Ecco, qui stiamo parlando di 80.000, 100.000, giusto per fare un confronto. Certo. È una differenza enorme, a livello quantitativo solo i numeri dovrebbero attirare un po' di più la nostra attenzione su questo fenomeno, no? Ripeto, insorgenze spontanee, scordinate, ma che convergevano in un obiettivo, quasi ad esprimere l'anima o le anime delle popolazioni italiche, no? Quindi un grande affetto e attaccamento alle radici, alla tradizione, alla patria, alla religione, tutte cose che il nuovo modello francese in un modo o nell'altro voleva sradicare. Ecco, e in tutto questo, se vuole, possiamo arrivare alle Pasque veronesi, che è stato... Esatto, perché le Pasque veronesi sono stato uno dei tanti episodi di insorgenza, perché ripeto, ne troviamo in tutta Italia, però è stato uno di quelli più importanti probabilmente,
perché per la prima volta, siamo nell'aprile del 1797, per la prima volta un'intera città si ribella contro l'occupante francese e lo mette in seria difficoltà. Allora, cosa succede? Che siamo nel 1797, già da un anno che Napoleone è penetrato nel nord Italia. A Verona le armate francesi erano arrivate praticamente subito, nel 96. Tra l'altro ricordo che Brescia, Bergamo, Crema, Verona facevano tutte parte del territorio della Serenissima, che di per sé si era dichiarato assolutamente neutrale, aveva dichiarato la neutralità disarmata, e proprio con l'obiettivo di disincentivare qualsiasi aggressore, perché ragionavano così i patrizi veneti: dichiarando la neutralità disarmata nessuno sarà così, indifferente al diritto delle genti, che sarebbe oggigiorno il diritto internazionale, da aggredire uno Stato che neanche vuole difendersi. E invece non facevano i conti con Napoleone, che del diritto delle genti se ne faceva un baffo, insomma, sostanzialmente, in più occasioni. Insomma, Verona era già stata occupata nel 96, però era un'occupazione un po' ambigua, perché sì, c'erano i francesi che però in quel momento erano in lotta contro gli austriaci, e diciamo che più o meno i patti è che fisicamente sarebbero rimasti a Verona, ma non appena avessero sconfitto gli austriaci poi avrebbero abbandonato i territori veneti e li avrebbero restituiti a Venezia, come era giusto che fosse. Questo almeno in teoria, ma Napoleone bleffava continuamente, quindi col senno di poi ci sarebbe stato molto poco di cui fidarsi. Ma ad ogni modo cosa succede? Che i francesi appunto continuano a guerreggiare con gli austriaci, Napoleone vince una battaglia dopo l'altra, fino a quando nell'aprile del 97 si ritrova a 150 chilometri da Vienna. Clamoroso. Quel giovane sbarbatello generale di 26-27 anni riesce ad arrivare vicinissimo a Vienna e bruciando sul tempo gli altri generalissimi che invece erano stati sconfitti, no? Quelli di cui parlavamo all'inizio. Però arrivando vicino a Vienna si rende conto che si trova in una posizione difficile, non aveva né la forza per procedere, e anche la ritirata sarebbe stata sconveniente, perché ritirarsi avrebbe macchiato l'immagine di generale invincibile, fino a quel momento le aveva vinte tutte, e poi sapeva benissimo che ritirandosi nel territorio veneto, con tutte le popolazioni venete che già stavano insorgendo un po' ovunque, sia in Lombardia che nel Veneto, insomma rischiava una Caporetto, per così dire, perché sarebbe stata una ritirata ingloriosa. E allora ha un colpo di genio da un certo punto di vista, e cioè firma i famosi preliminari di Leoben, nella cittadina appunto a 150 km da Vienna dove si trovava. Cioè invece di ritirarsi firma, diciamo così, un armistizio con l'Austria, e questo gli consentiva di uscirne con la faccia pulita, no? Intonso. Però cosa affermavano questi preliminari di Leoben? Erano appunto preliminari perché preparavano il terreno per il trattato vero e proprio, che sarà il trattato di Campo Formio. Ecco, questi preliminari di Leoben, in sostanza, per quello che ci interessa, affermavano che da un lato Napoleone avrebbe ceduto all'Austria tutti i territori della Serenissima, badiamo bene, che ancora doveva conquistare, perché era arrivato fino a Verona, aveva strappato Brescia, Bergamo e Verona, ma c'era ancora tutto il restante stato da terra da prendere. Dall'altro lato gli austriaci avrebbero riconosciuto alla Francia e soprattutto a Napoleone il possesso della Lombardia, che fino all'anno prima era austriaca. Però, e questo è un punto fondamentale, in quei preliminari di Leoben si affermava che gli austriaci avrebbero potuto entrare in possesso dei territori della Serenissima solo se Napoleone ne fosse venuto in possesso in maniera legale, cioè non poteva dichiarare una guerra d'aggressione barbara e brutale, far valere il diritto della forza, avrebbe dovuto impossessarsene legalmente. Ecco, e allora a questo punto qual è il problema per Napoleone? Trovare il giusto pretesto formalmente elegante per entrare in possesso dei territori della Serenissima. E quindi c'era bisogno, e in questo lui era molto bravo, di aumentare la tensione, provocare degli incidenti,
sperare che le autorità venete reagissero con la forza e a quel punto lì poter dire di essere stato attaccato lui per primo, intervenire con l'esercito e occupare la Serenissima accusandola di aver violato la neutralità, perché d'altronde se gli schiavoni o dei soldati veneti avessero attaccato i francesi, quello poteva essere il casus belli. Naturalmente se l'avessero fatto l'avrebbero fatto a seguito di infinite provocazioni, però dopo sono cose queste che nella storia sfumano, perché quando aumenta la tensione succede che c'è un piccolo scontro che diventa una piccola rissa che poi sfocia in fatti di sangue, che poi sfocia nella ribellione di un'intera città. Infatti è la pesca che ha cominciato, no? E tutti possono dire di essere stati aggrediti per primi. Ed è esattamente quello che Napoleone vuole fare proprio, in diverse occasioni, ma soprattutto a Verona. A Verona doveva scoppiare una ribellione che desse il pretesto ai francesi per occupare Verona e dichiarare Venezia inadempiente e quindi non neutrale come aveva promesso. E ci prova in tutti i modi. Allora, per esempio, viene assoldato una spia, si chiamava Angelo Pico, una spia personale di Napoleone, che doveva tramare una congiura. Giunge a Verona, si attornia dei giacobini veronesi, quindi ripeto dei veronesi filo-francesi, che non erano molti, erano 300 sembra, su una popolazione di 50.000 per capirci, stiamo parlando di questi numeri. E questo Angelo Pico con questi giacobini avrebbe dovuto in un giorno concordato introdursi di notte negli appartamenti dei provveditori di comune, cioè dei sindaci, ce n'erano 2 al tempo, assassinarli e arrestare i rettori veneti, perché ogni città dello Stato da terra aveva dei rettori, cioè dei patrizi veneziani mandati a governare. E nel frattempo i giacobini sarebbero scesi per le strade, avrebbero urlato, avrebbero fatto confusione, avrebbero creato il caos e questo avrebbe dato il pretesto ai militari francesi per intervenire in città e instaurare l'ordine militare. La congiura però venne scoperta e quindi non se ne fece nulla, però è per dire in che termini si ragionava. Quando è che invece le polveri presero fuoco? È proprio nella settimana di Pasqua del 1797, da cui appunto il nome Pasque Veronesi. Correva il 16 aprile del 1797, era già da quasi un anno che i francesi occupavano Verona, ma di per sé non come occupanti, ma tra virgolette, come dicevo, come ospiti, se ne sarebbero andati appena gli austriaci fossero stati sconfitti, però ormai si erano firmati i preliminari di Leoben, si stavano per firmare, per cui bisognava farla scoppiare subito quell'insorgenza veronese, perché altrimenti anche la presenza francese a Verona non avrebbe avuto più nessuna giustificazione. E quindi c'era fretta da parte dei francesi di provocare questa insorgenza dei veronesi. E accade che quella domenica doveva scoppiare quella domenica di Pasqua, perché era Pasqua, perché nessuno lavorava, tutte le persone affollavano le vie, le piazze, e vengono aumentati gli effettivi dei francesi, ci sono più turni di ronda, i francesi provocano in ogni modo i cittadini, un po' insultandoli, un po' malmenandoli, ci sono delle risse, ma non scoppia la rivolta che i francesi si attendevano. Non c'era più tempo, la rivolta doveva scoppiare il giorno dopo, come infatti scoppierà. Era il 17 aprile, quindi diciamo Pasquetta, lunedì dell'Angelo, del 1797. I veronesi si alzano quella mattina e trovano tutta la città piena zeppa di manifesti affissi che firmati dal provveditore veneziano, cioè da colui che deteneva il potere supremo, diciamo così, a Verona e nel Veneto in quel momento, mandato da Venezia. Si chiamava Francesco Battaglia. E cosa dicevano questi manifesti? Invitavano la popolazione alla ribellione nei confronti dei francesi che venivano chiamati dei fanatici, che venivano chiamati irreligiosi, sanguinari, quegli stessi francesi che avevano espugnato Bergamo con l'inganno. I veronesi dovevano ribellarsi e cacciarli, anche perché gli schiavoni stavano già arrivando da Venezia, quindi sarebbero arrivati rinforzi militari, e già gli austriaci stavano marciando per soccorrere gli insorgenti. Bastava solo la ribellione interna. Ecco, quel manifesto era un falso, questo dichiarato da tutti gli storici, era un falso confezionato ad hoc dai francesi e ancora più precisamente dal generale Landrieu, che già in realtà era già vecchio di qualche settimana, era già stato pubblicato in altre zone del nord Italia, era stato riciclato in fretta e in furia.
quel lunedì 17 aprile a Verona, nella speranza che fosse la scintilla che avrebbe fatto appunto scoppiare la polveriera. In fretta e in furia i rettori veneziani a Verona, diciamo le autorità cittadine, fanno rimuovere tutti i manifesti e emanano un proclama dicendo che assolutamente no, quel manifesto è un falso, Francesco Battaglia mai si era sognato di scrivere una cosa del genere, e ancora una volta invitavano tutti i veronesi alla prudenza e alla moderazione, perché sapevano benissimo le autorità veneziane che i francesi non aspettavano altro che il pretesto per poter occupare militarmente una città e dichiarare Venezia nemica a tutti gli effetti. Per cui in un anno di occupazione o quasi i veronesi, e non solo loro, anche i bresciani, anche i bergamaschi, avevano sopportato umiliazioni di tutti i colori, quelle che dicevo prima, le chiese trasformate in stalle, le ostie disperse, i francesi che entravano nelle osterie, non pagavano, se ne andavano, si introducevano nei palazzi privati, bevevano, mangiavano. Di tutto hanno fatto, Sì, erano proprio truppe d'occupazione che le fonti storiche del tempo non avevano i peli sulla lingua, voglio dire, basta andare a leggere i documenti, li chiamano dei ladroni, questo l'Alfieri per dire, altri li chiamano i barbari, cioè era da secoli che non si vedevano delle truppe di occupazione così aggressive, così sprezzanti del tessuto sociale, ben inteso. Quando passano gli eserciti è sempre un bel disastro, è sempre stato un bel disastro, ma qui diciamo in più c'era il fattore ideologico e questa superbia politica, ideologica, intellettuale, comunque di infierire su delle società retrograde che erano destinate a sparire, per cui non meritavano rispetto. E di episodi così ce ne furono centinaia e continuamente le autorità, appunto per il discorso che dicevo prima, invitavano alla calma. Anche quel lunedì le autorità invitano la calma e incredibilmente ancora una volta i veronesi non si ribellano e questo fa andare su tutte le furie ai francesi che non aspettavano altro. Passa tutto il giorno del lunedì, arrivano le 17 di sera, era l'ora dei vespri, molti veronesi cominciano a rincasare, chi per i vespri, chi per tornare a casa, e non c'era più tempo, perché i preliminari di Leoben ormai erano stati firmati e quindi sono i francesi che rompono gli indugi. Siccome i francesi avevano occupato ovviamente i 3 castelli all'interno di Verona, che sono le 3 posizioni dove ci si può arroccare e difendere anche nei confronti della popolazione stessa, evidentemente. Uno è Castelvecchio, che chi è stato a Verona penso conosca, è quel castello scalisero con quel ponte merlato, no, che attraversa l'Adige, uno dei ponti più belli, insomma, chi è stato a Verona penso lo ricorderà senz'altro. Gli altri 2 erano 2 castelli che stavano sulle colline, uno era Castel San Felice e l'altro era Castel San Pietro, che dominavano dall'altro tutto Verona, quindi c'erano 3.000 francesi assiepati in questi castelli con l'artiglieria ben puntata sulla città. La città si stendeva sotto la loro visuale, per cui era un bersaglio facilissimo da colpire. E cosa succede? Che alle 17 di sera di quel 17 aprile i francesi rompono gli indugi e cominciano a bombardare la città. Centinaia di palle che colpiscono Verona, non c'era nessun motivo, bisognava semplicemente creare il casus belli, perché è ovvio che con un bombardamento così aggressivo e così motivato la popolazione, che già era il culmine della sopportazione, si sarebbe ribellata, quello era ovvio, insomma era da giorni che ormai si aspettava l'insorgenza vera e propria. E infatti a quel punto succede veramente il finimondo, perché tutti i veronesi, le campane di tutte le chiese cominciano a suonare a martello, quello era il segnale, diciamo, dell'insurrezione generalmente, tradizionalmente, e tutti i veronesi, ma proprio i cittadini, prima ancora che non gli schiavoni, anzi gli schiavoni che erano l'esercito regolare, a loro venne ingiunto l'ordine inizialmente di rimanere fermi, di non muoversi, quindi furono proprio i cittadini che si armarono, ciascuno con quello che poteva, chi aveva un archibugio, chi aveva una pistola, chi una spada, un pugnale, chi non aveva niente usava qualche mazza, qualche ferro, qualche arnese, e si riversano nelle strade e scoppia la caccia al francese vero e proprio, quindi la caccia all'occupante.
e i francesi, che tanto avevano sperato in questa insurrezione di Verona, vengono presi paradossalmente completamente alla sprovvista, perché non si attendevano una reazione così virulenta. D'altronde era mesi che i veronesi abbassavano la testa e sopportavano qualsiasi tipo di umiliazione, e non si aspettavano una reazione così. E quindi molti francesi, chi riuscì scappò nei forti e trovò rifugio lì, qualcun altro si cedette prigioniero prima di essere linciato, e qualcun altro fuggì nelle case private dei veronesi, perché cosa accadeva tra le altre cose? Che questi 3.000 e più francesi che erano, diciamo così, ospitati a Verona non risiedevano tutti in pianta stabile nei castelli, perché non c'era posto, e quindi presero dimora nelle case dei veronesi, dei patrizi piuttosto che dei borghesi. Qualcuno aprì loro la porta volontariamente e qualcuno non volontariamente, ma la voglia se la fece venire, perché in quel momento dettavano legge loro, per cui erano proprio ospitati fisicamente nelle case dei veronesi. E quindi i francesi, che non sapevano dove scappare, qualcuno finì anche in queste case, e dalle case portò con sé il fucile e cominciò a sparare sulla folla sottostante. E allora si videro delle scene incredibili, proprio delle scene di vera e propria guerriglia urbana, e quindi dei veronesi che si arrampicano, chi da sotto, chi si cala dal tetto, si intrufolano nelle case e cominciano a eliminare francesi a più non possono. Insomma, ci saranno complessivamente 2.000 morti da parte veronese, circa 500 da parte francese, per cui un'insorgenza molto, molto sanguinaria. Andrà avanti circa una settimana. Ecco. E cosa succede? Che soprattutto gli scontri si concentrano nella zona di Castelvecchio, che ripeto è quel castello che sorge proprio sulle rive dell'Adige. E a questo punto vengono presi in qualche modo di contropiede anche i rettori veneziani, che erano il Giovanelli e il Contarini, si chiamavano, ripeto, patrizi veneziani che governavano su Verona, i quali avevano ricevuto istruzione di fare di tutto per mantenere la popolazione calma, ma ovviamente di fronte al bombardamento dei francesi fu impossibile. E cosa fanno i rettori? Prima cercano di firmare una tregua con il generale francese, ma poi si rendono conto di di aver perso completamente il polso della situazione, cioè il popolo veronese ormai si stava ribellando e non era più sensibile all'autorità dei rettori. E allora i due rettori fanno quello che non avrebbero dovuto fare: scappano. Lasciano Verona e scappano perché, rendendosi conto appunto di aver perso il controllo della situazione, pensavano facilmente di finire prigionieri dei francesi e chissà che fine fare, perché poi i francesi facilmente politicamente avrebbero ritenuto loro responsabili e poteva finire in qualsiasi modo, anche con una condanna a morte. Infatti poi ce ne saranno di condanne a morte alla fine dell'insurrezione. Scappano a Venezia giustificandosi in qualche modo di fronte al Senato, dicendo che scappando pensavano in questo modo di far tornare il popolo veronese a più miti consigli, perché si sarebbe trovato privo di una guida e forse avrebbero meglio compreso che quella reazione era troppo scomposta, ma era una giustificazione che lo stesso Senato veneziano insomma irrise non poco. Se ne scapparono per paura, appunto, che per carità, voglio dire, è umano avere paura, però loro in quel momento avevano la responsabilità del governo e forse dovevano rimanere lì. Certo. Ecco. E cosa succede? Che la battaglia continua anche durante la notte, continua il giorno dopo. Gli scontri, ripeto, si concentrano soprattutto verso Castelvecchio, dove c'erano centinaia di francesi assiepati e migliaia di veronesi che cercavano di dare l'assalto. Siccome nelle carceri veronesi c'erano anche degli artiglieri austriaci, perché ricordo che in questo momento francesi e austriaci erano in guerra, e a volte dei prigionieri finivano nelle carceri disseminate nelle varie città. I veronesi cosa fanno? Aprono le carceri e recuperano un paio di pezzi d'artiglieria in altre zone della città e le mettono nelle mani di esperti artiglieri austriaci,
che a quel punto lì mettono in seria crisi i difensori francesi di Castelvecchio, perché la mira di un artigliere esperto naturalmente molto più valida, insomma questi austriaci erano due, ma evidentemente erano bravi, riescono a centrare esattamente la torre dove era stata piazzata il pezzo d'artiglieria francese. Insomma i francesi si vedono ridotti a mal partito, sembrava che Castelvecchio fosse sull'orlo di cadere, e allora si giocano una carta estremamente, come dire, ingiusta e scorretta. Un giacobino francese, si chiamava Leonardo Salimbeni, le cronache se lo ricordano molto bene, anche lui si trovava a Castelvecchio perché rischiava di essere linciato dagli altri veronesi, perché lui era un noto filo francese, e sventola la bandiera bianca, per un momento si cessa di combattere, veronesi e quegli artiglieri austriaci che c'erano si avvicinano all'entrata di Castelvecchio, ma lì scatta l'inganno, perché viene aperta la porta e lì c'era un cannone caricato a mitraglia, significa un cannone caricato con una palla che una volta sparata si sarebbe frantumata in tanti piccoli pezzi, tante piccole schegge che ovviamente avrebbero colpito a destra a manca, e che fa diversi morti e diversi feriti, quindi un vero e proprio attacco a tradimento. E allora a quel punto la battaglia torna ad infuriare, se non che cosa succede? Siamo nel martedì 18 aprile, fatalità, proprio quel giorno lì vengono firmati i preliminari di Leoben e arrivano degli emissari austriaci a Verona dicendo che cosa? Non che sarebbero arrivati rinforzi, i veronesi ci sperano, vedono arrivare un gruppuscolo di militari austriaci e dicono ragazzi qui arrivano i rinforzi e forse ce la facciamo a vincere, perché ricordiamo che i veronesi erano dei civili, dall'altra parte c'era l'esercito francese, e invece purtroppo questi emissari austriaci portavano cattive notizie. L'Austria e la Francia avevano firmato questi preliminari, quindi un armistizio, e quindi tra i due eserciti vigeva uno stato di pace da quel momento in poi, e quindi anche gli artiglieri austriaci, che in quel momento stavano dando una mano ai veronesi, dovettero essere reintegrati nell'esercito e dovettero abbandonare Verona. Insomma, per farla breve, gli scontri proseguono per qualche giorno, ma già il sabato di quella stessa settimana ormai si capisce che i giochi sono fatti, perché Venezia purtroppo in maniera ottusa insiste in questa politica della neutralità disarmata a tutti i costi, e questo un pochino tutti gli storici lo rinfacciano alla Serenissima, nel senso che in un periodo storico in cui c'erano grandissimi stravolgimenti militari e geopolitici in Italia e in Europa causati proprio dalla rivoluzione francese, era veramente una politica miope quella di poter sperare che solo in virtù della neutralità si potesse oltrepassare l'uragano. Si stavano armando tutti e... Mi scusi? Senza un esercito, senza nulla, perché Venezia non aveva un esercito. Allora di per sé decise di non schierarlo, però se avesse voluto, naturalmente doveva prendersi un po' per tempo, se avesse voluto avrebbe potuto contare su circa 70.000 uomini, se avesse voluto, perché c'erano gli schiavoni, quindi i croati, c'erano gli albanesi, c'erano naturalmente i veneti, c'erano anche le Cernide. Le Cernide erano quelle milizie popolari, quindi non militari di professione, milizie popolari che di tanto in tanto andavano ad addestrarsi, ottenevano anche il soldo per questo, e che in caso di emergenza potevano essere schierate, e in tutto lo stato da terra si pensa che le Cernide potessero assommare fino a 30.000 uomini, insomma non pochi, però tutte queste operazioni dovevano essere progettate per tempo, naturalmente, ma soprattutto doveva esserci la volontà politica, e qui purtroppo la classe veneziana dimostra una certa decadenza, perché non c'è più quella classe aristocratica di cui Venezia ci aveva abituati nei secoli precedenti, no? Pronta a rischiare, a metterci del proprio, a sacrificarsi per il bene della patria. Si vedono tanti piccoli uomini timorosi, sfiduciati, tutti coloro che andavano a parlare con Napoleone. Alberto, abbiamo 3 minuti. Stiamo finendo, sì, no, finiamo. È così, veramente così appassionante che allora, perché abbiamo poco tempo, ecco. Sì, allora andiamo alla conclusione. Cosa succede? Che Venezia si intestardisce in questa politica di neutralità, e alla fine di questa settimana delle Pasque veronesi cosa succede? Che i veronesi sono lasciati sostanzialmente soli a se stessi, con
3.000 francesi barricati dentro la città nei forti e altri 15.000 soldati francesi che stavano assediando la città. Ovviamente ogni ulteriore resistenza era impensabile, viene firmata la resa. I francesi poi procederanno con una serie di processi farse con delle condanne a morte, evidentemente, dei capi politici. Sembrava dovesse essere condannato a morte anche il vescovo Avogadro, che non c'entrava assolutamente nulla, ma era un simbolo religioso in qualche modo da colpire, e se la cavò, pensate un po', perché si riuscì a comprare un voto. Quando l'organismo preposto votò per la condanna o no a morte del vescovo, si riuscì a comprare un voto che fu quello decisivo per salvare la vita al vescovo. Ecco, con la caduta di Verona, Napoleone aveva il pretesto perfetto. Verona si era ribellata, le autorità veneziane erano complici e quindi Napoleone minaccia di dichiarare guerra a Venezia. Venezia, pavida, non vuole reagire, cede, e il 12 maggio, quindi il mese dopo delle Pasque veronesi, il Gran Consiglio veneziano abdica, quindi scioglie il Pratiziato, scioglie la Serenissima, e Venezia si cede ai francesi. Tutto era perfetto perché Napoleone può entrare a Venezia, compie delle razzie devastanti, non abbiamo il tempo, ma delle cose incredibili, e pochi mesi dopo cederà un cadavere ambulante, perché a quel punto quello l'aveva reso Napoleone, un cadavere ambulante, cioè Venezia, agli austriaci nell'ottobre del 97 con il Trattato di Campo Formio.